Buongiorno notizia. 9:25, anno nuovo, vertenza vecchia a Catania. I lavoratori del Teatro Massimo Bellini sono ancora infatti senza stipendio. La denuncia arriva da Snalv Comsal. La beffa infinita potrebbe essere ribattezzata così, modificando un po' il titolo di un famoso film, scrive il sindacato, e la notizia viene riportata oggi da Blog Sicilia. La vicenda dei lavoratori del Teatro Massimo Bellini che da tanti anni lottano per un posto di lavoro che dovrebbero avere in quanto diritto maturato dopo tanti anni di precariato. Dopo tanto tempo continuano a essere però disattesi gli accordi. L'ultimo, firmato a ottobre, prevedeva 2 tranche di contrattualizzazioni, una per il periodo ottobre-dicembre, l'altra per il periodo gennaio-luglio. A distanza di 2 mesi dalla firma posta dal capo di gabinetto Giuseppe Spampinato e dal soprintendente Roberto Grossi, continua la nota, alla presenza dei lavoratori e del sindacalista Snalv Antonio Santonocito, le carte in tavola sembrano cambiate. Dalla scadenza del 31 dicembre sono stati fatti contratti di prolungamento soltanto a metà dei lavoratori precari, circa una dozzina, e soltanto per il mese di gennaio, a differenza di quanto promesso. All'altra metà il contratto partirà da giorno 9 e si concluderà alla fine di gennaio. Secondo Snalv Comsal, a tutto questo però si aggiunge un bando per la ricerca a tempo determinato per le esigenze di produzione 2017, si legge sul bando pubblicato dal Teatro Catanese. Una vera beffa, secondo i lavoratori, che ricoprono le stesse mansioni ricercate. Si parla infatti di falegnami, fabbri, macchinisti di palcoscenico, truccatori, calzolai, parrucchieri, sarti e tutte quelle figure professionali necessarie alla produzione teatrale. Parliamo adesso di emergenza sociale Vulcania, aiutare i poveri senza tetto, abiti stesi sulla ringhiera di quello che una volta era l'accesso ad un negozio dei piani superiori, bivacchi ovunque, interi piani trasformati in bagni a cielo aperto. Nell'ex centro commerciale di Vulcania a Catania la drammaticità della situazione la si può vedere immediatamente, soprattutto sotto le festività. Bisogna aiutare questi poveri disperati che vivono la quotidianità in condizioni estreme. Molti angoli della struttura vengono trasformati in ripari di fortuna, con annessi resti di fuochi accesi dai senza tetto per ripararsi dal freddo invernale. Nel cuore della municipalità di Borgo Sanzio questo impianto commerciale non ha più nulla, e per capirlo basta guardarsi intorno: muri imbrattati, spazzatura ovunque, degrado, abbandono ed emarginazione in quantità industriali. La nota di denuncia giunge dal consigliere della terza circoscrizione Orazio Grasso, che chiede che tutte le istituzioni preposte si attivino adesso immediatamente per riportare al giusto decoro un immobile di vitale importanza per un territorio a forte vocazione commerciale. Per riqualificare la zona, scrive Grasso, è basilare la collaborazione di tutti, perché a Vulcania ci sarebbero tutte le potenzialità necessarie per trasformarlo in uno dei principali salotti buoni della città. Ci rendiamo conto che il processo di recupero qui non sarà immediato, ma bisogna cominciare dalle opere primarie, che prevedono la pulizia e la bonifica dai rifiuti delle zone di proprietà comunale. A nessuno infatti conviene tenere una struttura tanto grande in queste condizioni. In particolare, conclude il consigliere Orazio Grasso, infatti con gli stessi imprenditori che qui possiedono una bottega occorre sviluppare un tavolo di confronto da cui avviare un piano di lavoro da portare a termine nel breve, medio e lungo periodo. Quindi un progetto di riqualificazione di questo vecchio centro commerciale che adesso è davvero nel degrado.